E si prosegue, prossima finale, 50 stile libero, ragazzi, primo anno, classe 2000. In corsia 1 Riccardo Caldieraro, Unione Sportiva Idros. In 2 Alberto Toniolo, Unione Sportiva Idros. Corsia 3 Andrea Zausa, Leo Sport. Corsia 4 miglior tempo delle qualificazioni Francesco Peron, Sporting Club Noale. Al suo fianco in corsia 5 Federico Baggio, Veneto Banca Montebelluna. Corsia 6 Davide Donatelli, Leo Sport. In 7 Daniele Tonon, Gymnasium Pordenone. Ed in ottava corsia Giacomo Tonello, Società Sportiva Gabbiano. Attenzione, per cortesia, tecnico dell'Idros qui alla postazione microfonica, grazie, un tecnico dell'Idros alla postazione microfonica. E dunque Francesco Peron 25,64 questa mattina, e lui con la cuffia verde del Brasile, l'atleta del Noale, davanti a tutti di forza e prepotenza, testa bassa per andare a vincere 50 stile, primo anno ragazzi, 25,49. Davide Donatelli è secondo a pari merito con Federico Baggio, e dunque un doppio